Benvenuti all'edizione dell'audiogiornale dedicato alle principali notizie accadute in Friuli, Venezia Giulia. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli, Venezia Giulia sono 2.349, con un incremento di 50 unità rispetto alla giornata di ieri. I totalmente guariti sono 440, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone, sono 332. Sono 8 i decessi in più rispetto alla comunicazione della giornata di ieri, che portano a 179 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi alla sede operativa di Palmanova. La provincia più colpita è quella di Trieste con 857 casi, Udine con 845, Pordenone con 520 e Gorizia con 121, ai quali si aggiungono 6 persone non residenti in regione. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste con 95 è il territorio più colpito, seguono Udine con 51, Pordenone con 30 e Gorizia con 3. Sono 33 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 167 e le persone in isolamento domiciliare sono 1198. La Fincantieri non riaprirà i battenti prima del 20 aprile prossimo. È quanto concordato dall'azienda e dai sindacati al termine di un confronto cominciato nella giornata di ieri e che prevede una riapertura graduale. Questa comunque sarà soggetta alle disposizioni previste dal prossimo decreto del governo. Gli impianti italiani di Fincantieri sono chiusi dal 16 marzo scorso e le prime 2 settimane l'azienda ha fatto ricorso a ferie pregresse. Successivamente è scattata la cassa integrazione che dunque, a partire da martedì 14 aprile, sarà la terza settimana e verrà quindi prorogata dal 14 aprile per almeno un'altra settimana. Sono molto stupito e rammaricato per la unilaterale decisione di Confindustria Nautica di sovrapporre il salone nautico alla Barcolana, una scelta di cui non siamo stati informati in modo da poter valutare una possibile mediazione e che evidentemente penalizzerà il settore della vela. Lo ha affermato il presidente della società velica Barcola e Grignano, Mitja Jaluz, commentando l'annuncio dato dalla Confindustria Nautica e dal Consiglio d'amministrazione dei saloni nautici di voler modificare le date della prossima edizione del salone, spostandole ad ottobre e sovrapponendole sostanzialmente alla Barcolana, la più grande regata velica del mondo, che da 52 anni si svolge nel Golfo di Trieste, sempre nelle prime 2 settimane di ottobre, e che quest'anno si terrà dal 3 all'11. Tale scelta, prosegue il Presidente, crea una competizione al posto di una sinergia tra i 2 principali eventi del mercato nautico italiano. Barcolana, conclude, ha interessato tutte le istituzioni competenti per valutare una soluzione. Si preparano a tornare nelle stalle i tecnici dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Sospesi i controlli funzionali dallo scorso 11 marzo, a garanzia della salute dei propri dipendenti e dei soci, i vertici dell'associazione regionale hanno deciso, dinanzi al rallentamento dell'epidemia di Covid-19, di ripartire con l'attività nelle stalle. Un'attività imponente se si considera che l'associazione controlla più dell'80% della produzione di latte e il 90% dei caseifici, per un totale di 3.300 giornate di controlli all'anno e più di 220.000 analisi. Con i numeri dell'epidemia in calo, l'associazione ha deciso di tornare gradualmente a regime, con la massima cautela e attenzione, attuando tutte le precauzioni previste dai decreti. Passata la Pasqua, i 30 tecnici impegnati nella raccolta dei campioni di latte e in laboratorio torneranno in attività a partire da martedì 14 aprile. L'emergenza ha dimostrato ancora una volta il ruolo strategico della zootecnia sia per i risvolti sul piano economico e occupazionale che per il ruolo fondamentale giocato dal settore nell'approvvigionamento alimentare. Fondamentali il lavoro e la professionalità degli allevatori italiani e dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, che come detto controlla una consistente fetta del patrimonio zootecnico regionale che conta su circa 100.000 bovini da latte, 200.000 suini e 25 aziende caprine.
Andiamo a chiudere con una notizia di cultura. Purtroppo il difficile momento che stiamo attraversando non permette l'apertura al pubblico della mostra dei disegni e delle fotografie storiche allestita al terzo piano dei musei del Castello di Udine e che si sarebbe dovuta inaugurare nei giorni scorsi. Ma l'amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini e degli appassionati d'arte il materiale online, in attesa che la situazione torni alla normalità e che l'esposizione possa essere resa accessibile. La mostra dei disegni di Gian Battista Tiepolo e di suo figlio Domenico sarà quindi presentata online attraverso brevi video di approfondimento realizzati dalla curatrice, l'architetto Silvia Bianco, conservatrice anche delle gallerie del progetto, e che verranno pubblicati nelle prossime settimane sui social istituzionali. L'allestimento, realizzato nella sede del Museo Friulano della Fotografia, presenta inoltre alcune fotografie della prima storica grande mostra sul Tiepolo, realizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 1971 nella stupenda cornice di Villa Manin di Passariano. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del nostro audio giornale di friulitv.net.